Ha chiuso la sorella in una stanza e poi ha tentato di violentarla senza riuscirvi per la reazione della donna che lo ha preso a bastonate. Marco Antonio Pupa, 59 anni, di Limbadi, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, sequestro di persone e maltrattamenti in famiglia. L'uomo incensurato è stato colto in flagranza nel suo appartamento dove vive con la sorella. La procura sta conducendo un'inchiesta sulla gestione di alcuni appalti che è stata fatta dal comune di Catanzaro e in cui vi sarebbero state infiltrazioni da parte dell''ndrangheta. Nell'inchiesta risulterebbero coinvolte a vario titolo 17 persone, tra cui imprenditori, funzionari comunali, tecnici ed esponenti di clan di Isola Caporizzuto. È stato a Catanzaro ieri sera Giovanni Minoli, uno dei più elevati interpreti della storia del giornalismo internazionale. Viaggio nel giornalismo tra cronaca e storia è il titolo dell'incontro che si è svolto presso l'Auditorium Casalinuovo del capoluogo calabrese, durante il quale il giornalista ha conversato con Raffaele Gaetano del Centro Studi Koinè, indagando sul significato della memoria collettiva, alla quale ha contribuito in maniera decisiva, ricostruendo la storia italiana alla luce del rapporto con i media. È stata Martina Stella ad aprire la giornata più intensa della primavera del cinema italiano a Cosenza, partita il 6 aprile con il Prefestival. L'attrice è la madrina della mostra fotografica Il Risorgimento secondo Martone, in contemporanea a Cosenza il Museo Nazionale del Cinema di Torino. I 170 scatti che raccontano il film Noi credevamo potranno essere ammirati fino al 13 giugno.